potrebbe essere un'occasione per un giro grande. Andiamo anche per di là, andiamo? Seguite la moto. Un giro grande. Non permettetevi di alzare le mani quando arrivate, perché dettaglio. Andate prima le ragazze e dopo fischio per voi. Sarà proprio così facile e vedrete che sarà un bel giro, una bella esperienza. sono allungati, sono le tre ragazzine, sono ancora meno per quanto vedo. No, Vai Ale! Vai Alessandro che sei una scheggia! Qui siamo con Spregola Matteo del canale Feltrini. Eccoci con Alessandro Chiamussi, Mario del Corsaro Vittoria. Siamo con Alessandro Bonocco e Fares e Federico. Vai Ale! Ale, sei una bomba! Vai Ale, vai! La vera e propria palestra, esperienza per i giovani, il futuro è questo. E poi, al di là delle battute, al di là della disciplina, l'importanza sicuramente principale per i giovani a livello sportivo. Bravissimo Mattia, un'azione più giro anche da sola. Vedo in queste fasi, in queste età, dico soprattutto i giocatori che di esperienza ne hanno, prima di illudersi o farsi illusioni dobbiamo sempre guardare anche. Vai Ale, vai Ale, vai, vai! Una bella azione quella del bike, dello storico gruppo mountain bike Verde, Mattia, una storia, per chi la storia è veramente costruita, scrivendo le pagine più belle, racconti anche e raccontano la storia del mountain bike Verde, eccolo. Eccoci con Matteo e con Alessandro, canale Feltrino e
e Tony 2000. Società. Vai Ale, vai, vai, vai. Attenzione perché stiamo per andare a consegnare la vittoria nella categoria G5 maschile e lo faccio con immenso piacere. Mountain bike. Dai Carlo! Dai Antonio! Oh, mi piace iniziare queste gare perché puoi passare in mezzo al percorso. Dai Carlo! Vai Bet, vai Bet! Dai, dai! Dai, Franca, metti la media! Vai Ale, Ale, vai, 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 vai! Anna soltanto felice. L'ottavo classificato Federico De Paris. Federico Gattini Bike, complimenti a Federico. Il settimo Giovanni Cerca. Vai dentro lì. Il sesto Marco Dall'Alba, Bike Forever. Il quinto classificato Gabriele Agustin Avanzi. Il quarto classificato Alessandro Buonocore, Torpado Vittoria Bike. Terzo classificato Pedale Feltrino Matteo Spegola. Il secondo Chiandussi Alessandro, Doni 2004. Il vincitore Mattia Andreatta, Mountain Bike. Bravissimi anche questi ragazzi, lo meritano.